decenni abbiamo assistito ad un proliferare di ragionamenti, di discorsi, di proposte che promuovono la relazione tra arte e economia, tra artisti e imprese. Con il progetto Art and Business, Ca' Foscari e UAV hanno cercato di partire da questi discorsi che sicuramente promettono molto, per cercare però di capirne di più. Per capirne di più abbiamo utilizzato il finanziamento della Regione Veneto per portare gli artisti effettivamente dentro le aziende a lavorare nel contesto aziendale con i materiali e con gli imprenditori. Quello che abbiamo capito da questo percorso concreto è innanzitutto che arte e business possono collaborare, che il mondo dell'artista e il mondo dell'imprenditore hanno molto in comune, ma che c'è anche la necessità di sviluppare un linguaggio nuovo che sia un ibrido, sia un nuovo dialetto che mette assieme le parole delle imprese, la conoscenza dell'impresa con le parole dell'arte e la conoscenza dell'arte. Per fare questo abbiamo utilizzato il finanziamento pubblico anche per attività di ricerca. Le ricercatrici hanno saputo fare questo lavoro di mediazione tra arte e business, inventando un linguaggio nuovo e una professione nuova che prima non c'era.